Benvenuti, oggi è domenica 12 aprile 2026. Il sole sorge alle 6:25 e tramonta alle 19:35, la luna si eleva alle 3:24 e cala alle 13:56. Oggi si celebra San Zeno, il protettore dei pescatori. Il nome Zeno deriva dal greco antico Zen, ossia Zeus o relativo a Zeus, il padre di tutti gli dei. Il 12 aprile 1961 il cosmonauta sovietico Yuri Gagarin compì un volo orbitale intorno alla Terra, diventando il primo uomo nello spazio. Per questa ragione oggi si celebra la giornata internazionale dei viaggi dell'uomo nello spazio, un'impresa che aprì la strada alla conquista della Luna e alle moderne stazioni orbitali che oggi abitiamo. Buon 48esimo compleanno a Luca Argentero, l'amatissimo Doc. Dagli esordi al Grande Fratello nel 2003 ha saputo costruire una carriera solidissima nel cinema e nella TV. Il suo ruolo di Andrea Fanti nella serie Doc, Nelle tue mani, lo ha consacrato come uno degli attori più seguiti e apprezzati non solo in Italia ma anche all'estero. Marcello Lippi compie oggi 78 anni. Il CT che ha portato l'Italia sul tetto del mondo nel 2006 resta una leggenda vivente del calcio. Con il suo record di 31 partite consecutive senza sconfitte in nazionale e le 3 finali di Champions raggiunte, Lippi è un'icona di leadership e talento tattico, orgogliosamente presente nella Hall of Fame del calcio italiano. Oggi Flavio Briatore festeggia 76 anni. Imprenditore visionario e figura chiave nella Formula 1, ha scoperto talenti del calibro di Michael Schumacher e Fernando Alonso. Tra successi nei box e investimenti nel mondo del luxury e della ristorazione, Briatore continua ad essere uno dei volti più discussi e influenzati del business internazionale. Il 12 aprile 1992 veniva inaugurato a Parigi l'Euro Disney, oggi Disneyland Paris. Fu il primo e unico parco Disney in Europa. La cerimonia fu un evento mediatico senza precedenti, seguito da oltre 200 milioni di persone. In Italia a condurre la diretta furono 2 indimenticabili giganti della TV, Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci. Se avete dei piccoli graffi sui mobili in legno non serve il restauratore. Strofinaci sopra il griglio di una noce sgusciata. L'olio naturale della noce infatti riempirà il solco e tingerà il graffio, facendolo sparire alla vista in un attimo. È un tocco magico. Buona domenica ai 12, la sorprendente luna in acquario oggi litiga un po' con Venere, spingendola a stravolgere un po' il look, i piani, ma anche il comportamento. Un cielo abbastanza ben bilanciato, ma vediamo cosa succede nello zodiaco Ariete, sempre quel Giove che vi spinge a un di più forte, un di più capace, una tensione che sentite forte proprio perché Marte si congiunge a Saturno e a Nettuno e quindi state esplodendo di energia e di voglia di fare. Toro, per voi oggi la giornata è un po' mossa da una luna che quadra con la vostra bella Venere, che vi chiede di essere un pochino più stravaganti e sorprendenti in amore, come se aveste la timidezza di lanciarvi in qualcosa di nuovo, ma i pianeti disporranno perché voi prendiate con ironia principalmente voi stessi e che stupiate il partner. Gemelli, per voi è una giornata veramente molto piacevole e oggi gli astri concorrono un po' tutti a farvi slittare in avanti. Fanno promesse, Urano sembra volerle portare nei vostri gradi. Stiamo assistendo a una vera e propria rivoluzione epocale nella vostra esistenza, rivoluzione che culminerà quando la prossima settimana una serie di cose avranno finalmente conferma. Cancro, per voi il cielo è molto dinamico, Venere dalla vostra parte, ma il Sole esige un tributo di chiarezza e anche di consapevolezza di alcuni limiti che dovrete comunque tenere presenti prima di esprimere ancora una volta dei desideri iperbolici. Leone, per voi oggi è una giornata in cui Giove e Sole vengono messi a dura prova, un giorno in cui non ci si può accontentare, un giorno in cui dovete essere un pochino più assertivi e gestire una situazione in una maniera a voi congeniale, senza badare troppo a come altri la prenderanno. Vergine,
Per voi rimane solo Mercurio in opposizione a un cielo sgombro, sereno, bello, vivibile e finalmente questa domenica potrete godervi una sana domenica coi vostri affetti, coi vostri amori e anche con i familiari. Bilancia, per voi oggi è una giornata che ancora segna le soluzioni della Luna e di Urano che sembrano tutte dalla vostra parte. Venere però risulta un po' stanca, a volte un po' trascurata, non dovete tralasciare la vostra salute o l'estetica è uno dei vostri punti di forza. Scorpione, per voi oggi è una giornata veramente molto dinamica e la Luna e Plutone adesso mollano gli ormeggi e si distanziano sempre di più per vedere le cose da un pochino più distante. Venere, che riesce a essere seduttiva relativamente, vi mette nelle condizioni di essere un pochettino più volitivi nella scelta di chi volete accanto. Sagittario, per voi oggi è una giornata molto gradevole, una giornata che vede comunque la Luna comunicare molto meglio con tutti. Marte, Nettuno e Saturno stanno tutti concorrendo a spingervi un pochettino più avanti per concretizzare i progetti per cui scalpitavate. Non potete però scavalcare le procedure, quindi pazientate e aspettate dei permessi. Capricorno, bellissima giornata per voi in cui osserverete tutto da lontano e con la giusta consapevolezza. Oramai vi siete convinti che gli investimenti a lungo termine sono proprio quelli che vi portano a essere vincenti e anche in amore avete imparato a ragionare in questa maniera aziendale. Acquario, per voi oggi la Luna nei vostri gradi presenta qualche piccola gelosia in amore, qualche piccola contraddittorietà, qualche incoerenza, ma in fondo l'amore è fatto anche di quello. Non siate i soliti assolutisti e cercate di farvi un pochettino meno desiderare dal partner, nel senso che non vi si può sempre rincorrere. Pesci, per voi oggi è una giornata molto intuitiva, sarete abilissimi a captare i malesseri intorno a voi, anche a intessere un dialogo con chi ha bisogno di essere ascoltato. È proprio tipico di voi che soccorrete sempre tutti. Torniamo a quel magico 12 aprile 1961. Alle 9:07 di Mosca la Vostok 1 decollò dal Kazakistan. In soli 108 minuti Yuri Gagarin compì un'orbita completa. Al rientro l'eroe di soli 27 anni raccontò: «Da quassù la Terra è bellissima, senza frontiere né confini». Era iniziata l'era spaziale. Chiodo schiaccia chiodo. In amore significa che il modo migliore per superare una rottura è iniziare subito una nuova frequentazione. È una frase antichissima utilizzata addirittura da Cicerone e più tardi anche da Petrarca e Ariosto. Insomma, il mal d'amore è un classico che non risparmia nessuno, nemmeno i letterati della storia. Patrick de Gaillardon, un nobile francese con il brivido nel sangue che rivoluzionò il paracadutismo. Fu l'inventore della moderna tuta alare e compì imprese folli come lanciarsi da un aereo e riuscire a rientrarvi mentre era ancora in volo. La sua vita, vissuta sempre oltre il limite, si interruppe tragicamente nel 1998 per un difetto tecnico alla sua attrezzatura, ma il suo spirito vive in ogni uomo volante di oggi. E ci salutiamo con la nostra frase del giorno. Ridono di me perché sono diverso, rido di loro perché sono tutti uguali. E con le parole del leader dei Nirvana io vi auguro di celebrare sempre la vostra unicità. Grazie per essere stati con noi, l'appuntamento è a domani. Una buona domenica dalla vostra Jaire.